Un triste risveglio. E siamo stati avvisati da un amico che passava di là, era appena finito un weekend di autonomia e quindi il pulmino era ancora là, perché poi sarebbe stato spostato da un'altra parte e sto amico ci ha mandato la foto. Vetri a terra, finestrini rotti, il tombino usato per compiere l'atto vandalico ancora vicino al furgone. Non hanno parole i volontari di Anfas della Sinistra Piave che questa mattina hanno trovato il furgone con cui trasportano pazienti e persone disabili danneggiato e quindi inutilizzabile. Essendo un pulmino per persone con disabilità, si pensava un po' di essere fuori dall'onda delle cose così vandaliche. Via Galilei è il luogo dove c'è l'appartamento di autonomia, dove noi facciamo appunto questi fine settimana o settimane per i ragazzi con disabilità. Danni ancora da calcolare, quello che è certo è che fino alla completa riparazione le persone con disabilità seguite da Anfas non potranno continuare a svolgere le attività di sempre. Partita infatti una raccolta fondi per riparare i danni. Il mezzo è già stato portato in carrozzeria per valutare il danno, perché è l'unico mezzo che abbiamo per il trasporto dei disabili, sia quando vanno a fare la spesa, sia quando devono fare delle uscite, non ci sono altri mezzi. Quindi noi abbiamo bisogno di metterlo a posto il prima possibile. Oltre al furgone danneggiato in via Galilei, altre 4 auto sono state vandalizzate tra via Manine e via da Ponte, cristalli in frantumi e specchietti rotti. E qualche volta danneggiano macchine e rubano anche parecchie biciclette. Ci hanno piegato la sbarra e non sappiamo chi sia stato. Completamente piegata la sbarra che permette l'accesso al parcheggio interno di un condominio di via da Ponte. Rotti i vasi di cemento poco distanti. Indagano i carabinieri di Vittorio Veneto se tacciate le telecamere di videosorveglianza per identificare l'autore degli atti che avrebbe ormai le ore contate. Ci augureremmo che avessero la possibilità di rifondere il danno attraverso lavori socialmente utili, perché quando questi ragazzi, uomini o quel che è, sono stati a fare dei lavori nelle cooperative dove noi abbiamo i nostri ragazzi, hanno cambiato atteggiamento.